Amici di Directa Sport, un benvenuto al Palacus di Cagliari, tutto pronto per la palla 2 della 26esima giornata del girone sud di Serie A2 CUS Cagliari contro Nico Basket, con subito la palla 2 vinta da Nico Basket e subito i primi 2 punti segnati dalla formazione ospite. Non sono passati neanche 5 secondi ed è già 0-2 al Palacus. Vediamo se c'è la reazione delle universitarie con Caldaro che apre, dove c'è Niola, palla dentro per Ljubenovic, servito il taglio di Caldaro, bella azione del CUS, subito 2-2. Dall'altra parte adesso con Ramon, Nico Basket chiama lo schema offensivo, c'è l'uscita di Zelnite, passaggio consegnato per capitano Nerini, palla fuori per Ramon che prova il tiro da 3 punti, palla che trova solo il ferro, resta lì però con il rimbalzo offensivo Nico Basket, poi c'è la deviazione della difesa del CUS, può restare lì Nico Basket, a rimessa sarà infatti per la formazione allenata da coach Luca Andreoli. Qui Ramon va a servire Zelnite, passaggio consegnato per Perini che attacca il ferro, c'è l'errore della numero 15, poi Striulli a gestire il possesso del CUS, prova a sfruttare anche il blocco, meglio la finta di blocco di Ljubenovic, servita adesso la numero 23, poi l'apertura dove c'è Niola che aspetta il taglio di Prosperi, non c'è spazio per un tiro pulito, allora Caldaro prova ad attaccare il ferro, segna e subisce il fallo, 2 punti con possibilità di segnare il terzo dalla lunetta, inizia subito forte Eugenia Caldaro. 4 punti del CUS, 4 punti tutti firmati dalla numero 8 che ha la possibilità di segnare il quinto personale di squadra direttamente dalla lunetta dopo il fallo subito. Così è solo rete per il tiro libero di Eugenia Caldaro, 5-2 con il primo vantaggio del CUS, il pallone per Zelnite, prova ad andare dentro, grande assist della numero 23 che trova Sofia Frustacci completamente sola sotto canestro, tutto facile per la giocatrice di Nico Basket segnare il canestro del -1, palla consegnata adesso a Prosperi, arriva il blocco di Caldaro, Prosperi va dall'altra parte, poi ricambia idea, ancora Prosperi che ferma il palleggio, deve forzare il tiro, trova solo il ferro, Niola non arriva al rimbalzo, il rimbalzo è di Nico Basket che può andare in transizione, il pallone che torna tra le mani di Nerini, poi servita qui in angolo per un tiro da 3 sbagliato Sofia Frustacci, il rimbalzo è di Caldaro che prova ad andare da sola. Cambia idea, giustamente aspetta, serve il suo capitano Striulli, passaggio consegnato da Ljubenovic per Erika Striulli che mette adesso nuovamente il pallone per terra, c'è il blocco di Caldaro, servita in pick and roll, finta con il palleggio, poi sbaglia qui il tiro, gran giocata di Caldaro e del CUS. C'è stavolta però il primo errore della numero 8, qui altro bel tiro costruito in angolo da 3 punti per Frustacci, stavolta non perdona la numero 19 di Nico Basket, aveva sbagliato in angolo dall'altra parte la tripla, assegno invece qui per il nuovo vantaggio sul 6-5 per la formazione allenata da coach Andreoli. Striulli prova ad andare dentro da Ljubenovic, si è vista poco in questo inizio gara, si prende il primo tiro e lo segna la numero 23 per pareggiare i conti a quota 7, palla in angolo ancora per una tripla di Ramon corta, sfiora appena il ferro, poi Ljubenovic in qualche modo il pallone arriva a Striulli nonostante la deviazione, mette palla per terra il capitano del CUS che qui prova ad attaccare il ferro, serie di finte mantenendo il piede perno, palla fuori per un tiro da 3 corto sul primo ferro da parte di Prosperi. C'è il rimbalzo della difesa già dall'altra parte Nico Basket, Zelnite, bella finta, mantiene anche lei bene il piede perno, poi Ramon mette palla per terra, la numero 17 costretta ad andare adesso in angolo, palleggio dietro la schiena di Perini, poi ancora Ramon, palla fuori per Zelnite che osa col tiro da 3 punti. Anche perché stavano per scadere i 24 secondi, c'è Striulli che controlla il rimbalzo, dall'altra parte la formazione universitaria, poi il pallone per Ljubenovic, si propone Niola, poi c'è il taglio di Prosperi, si va da Caldaro, eccolo qui servita a Prosperi, palla per Striulli, isolamento per lei sul lato destro, serie di finte, ancora Striulli, si prende il tiro, non trova il ferro, bella azione personale di Striulli che però ha sbagliato
al momento della conclusione. Ancora spazio per il tiro da 3 di Zelnite, scelta che a questo punto la difesa del Cus dovrebbe rispettare, anche se qui c'è un altro errore dalla lunga distanza della numero 23, palla nuovamente nelle mani di Erika Strulli. Servito il taglio di Ljubenovic, prova a mettersi spalle a canestro, ancora Ljubenovic, prova ad attaccare in mezzo a due, il pallone che le torna in mano dopo il tiro, palla per Caldaro, la mette per terra, fuori per Strulli, non osa il tiro da 3 punti. Serie di palleggi, adesso deve forzare da 3 punti, palla sul tabellone, poi sul ferro, sarebbe stato ripristinato il tabellone, il cronometro dei 14 secondi, ma il rimbalzo è di Nico Basket che segna subito, mentre arriva il time out. C'è anche la prima pausa per noi. Terminato il time out si riparte con 5 minuti e 28 secondi sul cronometro, avanti Nico Basket 9-7, il pallone nelle mani adesso di Strulli per impostare questa azione da parte del Cus. Cagliari termina qui a terra lontano dalla palla Prosperi, si continua però a giocare, adesso Niola va a servire proprio Prosperi, chiama un movimento diverso, quasi isolamento per lei, arriva poi il blocco di Caldaro, non gioca il pick and roll, va da sola Prosperi che appoggia il vetro e trova il canestro del 9-9. Subito però Nico Basket con la rimessa veloce quasi in semi-transizione sbaglia il tiro da 3 punti. Botteghi, rimbalzo controllato dal Cus con Niola che porta il pallone nella metà campo avversaria. Adesso Ljubenovic per Niola, ancora Niola mette palla per terra, passaggio schiacciato per terra per Caldaro, c'è fuori Strulli con tanto spazio, tiro da 3 punti, trova solo il ferro, ancora imprecisa dalla lunga distanza la numero 7 di coach Sciascia. Qui il pallone per Zelnite, c'è il taglio di Frustacci visto benissimo da Zelnite, grande assist, altro grande assist della lunga numero 23 con un passato anche in Sardegna. Mentre qui dall'altra parte Strulli va da Caldaro, il pallone fuori ancora per Strulli, mette palla per terra, prova a girarsi Strulli, serie di finte, appoggia al vetro, sbaglia, c'è il rimbalzo di Botteghi, altra situazione in transizione per Nico Basket che qui non trova il canestro dal campo. Fischiato fallo in attacco contro Botteghi, mentre arrivano i primi cambi per il Cus. Dentro Sara Sayas e Nanna Pugioni, almeno pronta ad entrare. Niola, palla in mano proprio per Sayas penetrata. Pugioni, Caldaro, il movimento, Niola, si propone Ljubenovic, è servita adesso la numero 23, qui ricezione sporca, palla quasi sul gamba di Ljubenovic. Palla persa dal Cus Cagliari che adesso va in pressione alta su Nico Basket che guida 11-9 a 3:44 dalla fine del primo quarto. Il pallone nelle mani di Zelnite, qui c'è il fallo di Ljubenovic, sfida tra giocatrici con la maglia numero 23. Si riparte con la rimessa laterale affidata a Nerini, serie di movimenti provata adesso qui Perini, poi il pallone che va dall'alto posto ancora per un ottimo movimento offensivo da parte di Sofia Frustacci che allunga sul 13-9. Sayas mette palla per terra, palleggio dietro la schiena, finisce col perderla, riparte con Zelnite, Nico Basket costretta a fermarsi, qui c'è la gran rubata di Niola, non va però in transizione immediata il Cus, aspetta costruire un'azione, Ljubenovic chiama il pallone, servita però adesso Pugioni, eccola qui Ljubenovic, bel taglio di Niola, servita, appoggia il vetro anche lei.
riporta il Cus sul -2. Già dall'altra parte Frustaci, Nico Basket corre anche dopo le rimesse, vuole cogliere di sorpresa la difesa del Cus e mantenere alti i ritmi. Qui arriva un fischio. Va contro la difesa del Cus dentro adesso sempre per coach Sciascia anche Federica Madeddu, costretta qui la formazione universitaria ad andare alle rotazioni lunghe. Sottolineato più volte, tutte le gare da recuperare coach Sciascia. Qui il pallone in angolo per Botteghi, mette palla per terra, raddoppiata la numero 7, pallone per Nerini, poi in angolo la mette per terra Giglio Tos, servita Botteghi che fa un palleggio di troppo, riesce comunque a segnare proprio allo scadere dei 24 e resta lì per il tiro libero supplementare. Dentro adesso anche Petrova al posto di Caldaro. Era già uscita Ljubenovic. Segnato adesso, situazione sul 11-15 con 2:26 da giocare. Palla fuori per un tiro da 3 punti segnato da Puggioni, che accorcia sul 14-16 a 2:10 dalla fine. Palla nelle mani di Giglio Tos. Adesso Zelnite, apertura, vuole rispondere con una tripla Nico Basket, sbaglia però in questo caso Botteghi. Adesso dall'altra parte il Cus Cagliari con il canestro del pareggio a quota 16. Giglio Tos, Zelnite, ultimo minuto e mezzo da giocare al Palacus, prova a sfruttare il blocco Nerini, palla per Botteghi, la mette per terra, si va da Giglio Tos, la mette per terra che lei palleggia, arresto, tiro di tabella, trova il canestro del nuovo vantaggio Nico Basket sul 16-18. Adesso rischia di perdere il pallone Saias. Messa per il Cus, palla nelle mani di Madeddu, Prosperi, poi Puggioni. Fa sfruttare il blocco, Puggioni si prende il tiro da 3 punti, non trova neanche il ferro questa volta. Giglio Tos, pallone che circola sul perimetro di Nico Basket, prova qui il tiro da 3 punti Giglio Tos, tiro sbagliato, si lotta al rimbalzo in qualche modo il Cus con Saias, riesce a strappare il pallone all'attacco di Nico Basket dopo la tripla sbagliata. Qui arriva il blocco di Petrova, prova qui Prosperi ad attaccare il ferro, appoggia il vetro, trova ancora il canestro della parità a quota 18. Giglio Tos, il pallone per Botteghi, circola ancora il pallone sul perimetro, si cerca un buon tiro da 3 punti ma lo sbaglia ancora Nico Basket, poi al rimbalzo arriva il fischio, fallo subito da Sofia Frustaci con 13 secondi rimasti sul cronometro. Sbagliato il primo tiro libero, Sofia Frustaci con giocate intelligenti ha trovato diversi canestri facili. Questo inizio gara, qui segna il secondo libero per il +1
Nico Basket. Prova qui Zayas a mettersi in proprio qui, palla bella nell'angolo per Puggioni, sbaglia il tiro da 3 punti, poi Nico Basket non riesce a trovare l'ultimo tiro. Intervallo tra fine primo quarto, inizio secondo quarto, 2 minuti di pausa per noi e poi si torna al Palacus in diretta. Siamo tornati amici di Diretta Sport, ancora una trentina di secondi e poi si potrà iniziare con il secondo quarto di CUS Cagliari Nico Basket. Primo quarto equilibrato, lo dice anche il punteggio, 18-19 per la formazione ospite. Dopo i primi 10 minuti di gioco effettivi si partirà con la rimessa per il CUS da parte di Puggioni. La palla 2 infatti era stata vinta da Nico Basket, che in neanche 5 secondi si era praticamente ritrovato a segnare un canestro facilissimo. Suona la sirena al Palacus, si può ripartire. Qualche problema però, evidentemente. Vediamo se si riesce a risolvere. Gli arbitri sono Sara Canali e Roberto Fusari. Quindi Sara Canali ha chiesto spiegazioni al tavolo. Dovrebbe essere tutto ok perché si gioca al Palacus. Inizia il secondo quarto tra CUS Cagliari e Nico Basket, incontro valido per la 26esima giornata. Qui si fa rubare il pallone Ljubenovic, può ripartire allora Nico Basket con il tiro preso in transizione con poco ritmo da Perini, poi segue a rimbalzo, alla fine riesce a produrre un altro tiro da 3 punti Nico Basket, che però sbaglia con Lucia Puccini. Dall'altra parte c'è Puggioni, Ljubenovic riceve, qui aspetta il movimento, c'è il fallo di Giglio Toss però su Arianna Puggioni, che va tagliato verso il canestro. Cagliari che è reduce dalla sconfitta nel turno pasquale contro Firenze, 61-51, gara giocata in Toscana, soli 10 punti in classifica. Coach Sciascia però ha detto alla vigilia che finché la matematica lo permette continua a credere nella salvezza diretta. Qui il pallone nelle mani di Puggioni, palleggio, arresto e tiro di Puggioni, sbaglia però ancora Arianna Puggioni. Qui alla fine l'ultimo tocco della difesa di Nico Basket permette al CUS di restare in attacco. Rimessa affidata proprio a Puggioni, poi palla nelle mani di Ljubenovic, servita Zayas, mette palla per terra, ancora Puggioni, c'è Ljubenovic, si prende il tiro da 3 punti, palla che forse scheggia il ferro, in ogni caso va decisamente lunga. Tutto facile per il rimbalzo di Nico Basket, servita Ramò, poi palla in angolo per un tiro da 2 punti, aveva un piede sulla linea Lucia Puccini. In ogni caso è 21-18 il punteggio al Palacus. Zayas, Ljubenovic va in mezzo da Madeddu, sbaglia un canestro che sembrava già fatto, buono anche l'intervento difensivo da parte di Nico Basket, palla poi per Ramò che aveva un piede fuori dal campo, e allora palla persa per Nico Basket. Puggioni, il pallone per Madeddu e adesso Prosperi contro Ramò, cerca anche il pallone Ramò, Prosperi lo difende bene, poi non riesce a trovare spazio per andare dentro l'area, allora palla nelle mani di Zayas, dovrà inventarsi qualcosa, palla per Puggioni in angolo, prova ad attaccare il ferro, Puggioni trova Madeddu, grande assist ma sbaglia Madeddu, allora riparte in transizione Nico Basket, situazione di superiorità numerica in 4 contro 3, palla fuori per un tiro da 3 punti sbagliato ancora però da Puccini, e poi l'ultimo tocco in difesa del CUS, ma c'è stato un fischio. Fuori Zayas, dentro nuovamente Ricastrulli, importante. Strulli,
il pallone per Prosperi, poi Pugioni, serie di blocchi, ancora Strulli, si prova a servire Ljubenovic, bella azione offensiva del KUS Cagliari che culmina come meglio non si può con il tiro da 3 punti, che vuol dire parità sul 21-21. Qui palla in angolo per Ramò, ancora Nico Basket con Botteghi, altro tiro da 3 punti sbagliato, Madeddu a rimbalzo, non controlla Ljubenovic, allora nella tonnara in aria KUS. Strulli dall'altra parte, vediamo se sfrutta la situazione di superiorità numerica, palla dentro per Prosperi che cerca una giocata quasi impossibile, impossibile non è perché Prosperi fa 2 punti, va sul nuovo vantaggio KUS. Primo vantaggio in questo secondo quarto, qui la tripla letteralmente spuntata dal ferro da Botteghi. Sfortunata qui la numero 7 di Nico Basket che rimette in campo Zelnite. Grande prestazione della numero 23. Anche in fase di rifinitura, diversi assist nel primo quarto a premiare i tagli delle compagne in area. Adesso Strulli, Pugioni, palla nuovamente nelle mani di Strulli, Prosperi, c'è Ljubenovic solo in angolo, arriva Zelnite a chiudere, poi Strulli, Pugioni continua a girare palla il KUS in attesa di trovare il varco giusto. Siamo però già a 5 secondi dalla fine del cronometro dei 24, forza il tiro da 3, Prosperi lo sbaglia e allora Nico Basket in transizione con il pallone di Ramò per il tiro da 3 punti sbagliato, però ancora stavolta era stata Giglio Tos a provare la conclusione dalla distanza. Continua a costruire buoni tiri Nico Basket da 3 punti, ma percentuali al momento basse. Strulli attacca, poi palla fuori per Prosperi, anche lei da 3 punti. Aveva segnato in precedenza a Prosperi, stavolta meno pulita qui l'azione, finisce a terra intanto Botteghi, ma si gioca senza troppi problemi, mette palla per terra Ramò, palla adesso buona per il tiro sbagliato però da Perini, poi si lotta a rimbalzo, alla fine il pallone per Prosperi. Strulli, arriva il movimento di Ljubenovic, poi Prosperi, Madeddu prova il tiro, letteralmente stoppata da Zelnite, recupera palla Nico Basket, poi Zelnite per Giglio Tos. Qui spazio per un tiro da 3 punti, grande finta di Giglio Tos che però poi scivola sul parquet del Palacus, in qualche modo tiene vivo il possesso di Nico Basket. Mancano 10 secondi, arriva un fischio che va contro la difesa del KUS, si resta lì col cronometro che dice 5 minuti e 27 alla fine del secondo quarto. Arriva un fischio, arriva un time out, pausa per noi. Siamo tornati in diretta, amici di Directa Sport. Dopo il time out si resta nella metà campo offensiva per Nico Basket, che qui prova a produrre qualcosa, ancora serie di passaggi, alla fine Caldaro capisce tutto, recupera il pallone. Già dall'altra parte la formazione universitaria che prova a costruire contro la difesa schierata di Nico Basket. Strulli per Pugioni, il pallone buono ancora per Strulli, serie di palleggi, poi cerca l'assist per Niola, tiro preso e segnato dal KUS Cagliari che vola sul più 26, massimo vantaggio sul più 5 adesso per la formazione di coach Sciascia, con Ramò che va da Botteghi, palla fuori per Zelnite, osa il tiro da 3 punti, sapeva però già di aver sbagliato, non riesce a correggere al rimbalzo, sbaglia il successivo tiro anche Botteghi e poi il pallone che finisce nelle mani della difesa del KUS. Ultimi 4 minuti e mezzo prima dell'intervallo lungo, palla adesso buona per Ljubenovic, poi Pugioni, Strulli mette palla per terra, Strulli, gran movimento del capitano del KUS che sbaglia però ancora il tiro. Non la prima volta che Erika Strulli in questa partita fa tutto bene tranne la conclusione. Qui prova il grande assist Botteghi, palla recuperata però dalla difesa del KUS, con Strulli che abbraccia il pallone in attesa che Nico Basket si risistemi in difesa e che le sue compagne si sistemino in attacco. Pugioni, forza il tiro da 3 punti, senza ritmo, Pugioni
Vola sul +8 il Cus addirittura. Ramò, palla per Botteghi, anche lei da 3 senza ritmo, tiro decisamente corto, non trova neanche il ferro Botteghi. Percentuali da 3 punti che rischiano di fare la differenza in questa partita. Arriva un altro time out, stavolta chiamato da coach Sciascia, sul 29-21 per la formazione universitaria. 3 minuti e 34 secondi da giocare prima dell'intervallo lungo. Ci prendiamo un piccolo time out anche noi. Siamo tornati in diretta, amici di Directa Sport. Il pallone nelle mani di Erika Strulli per ripartire con l'azione offensiva. Segna ancora il Cus, vola sul +10 addirittura adesso dopo il time out. Adesso prova a rispondere il Nico Basket, qui palla fuori per Ramò, costretta a prendere qui il tiro da 3 punti allo scadere dei 24. Sbagliato però ancora dalla lunga distanza. Strulli dall'altra parte. Il pallone mono per Niola, poi mette palla per terra Strulli, cerca qui il passaggio per Caldaro, mette palla per terra anche Caldaro, fermata. Mette qui Strulli, ancora serie di finte. Adesso Nico Basket con il pallone dentro, poi fuori per il tiro da 3 punti. Segna ancora. Torna a segnare dalla lunga distanza dopo averci provato a lungo. Tiro da 3 punti importante, qui il pallone per Strulli, poi Caldaro. C'è Puggioni, mette palla per terra, ancora Puggioni, serie di finte. Niola prova ad attaccare, ancora Niola. Alza la parabola allo scadere 24, non trova il canestro. Ultimo minuto e 46 secondi, palla che scorre sul fondo del campo. Torna in campo Prosperi al posto di Puggioni. Strulli. Palla per terra, il capitano del Cus, poi palleggio in mezzo alle gambe, ancora Strulli, qui palla buona per Prosperi, Ljubenovic con spazio, prova ad attaccare Zelnite, stoppata, infatti si resta lì. Dentro Madeddu al posto di Ljubenovic, rimessa affidata al capitano del Cus Strulli, che qui serve il taglio di Caldaro. 2 tiri liberi per Eugenia Caldaro, che a inizio primo quarto in una situazione simile aveva trovato il canestro più fallo, stavolta solo 2 tiri liberi.
sbaglia stavolta il tiro libero. Sbaglia anche il secondo, 0-2 a rimbalzo, però arriva Prosperi, pallanesto nelle mani di Erika Striulli. Prova ad andare in 1 contro 1 Erika Striulli, segna con un gran canestro, stavolta precisa Erika Striulli, canestro del +9, prova a rispondere con un tiro da 3 punti, arriva il fallo però di Madeddu, allora saranno 3 tiri liberi per Nico Basket. Perini sbaglia il primo libero. Segna invece il secondo. Bersaglio anche il terzo. Dunque 33-26 il punteggio, ultimi 55 secondi prima dell'intervallo lungo, palla che scorre fuori, palla persa dal Cus. Arriva un altro time out a 53 secondi dalla fine del quarto, ci prendiamo un time out anche noi. Si riparte con la rimessa per Nico Basket, ultimi 50 secondi prima dell'intervallo lungo, palla nelle mani di Botteghi, circola il pallone, ancora Botteghi, palla recuperata da Niola, situazione di 2 contro 1, servita a Striulli che sbaglia la conclusione anche grazie alla buona difesa di Diletta Nenini in uno scontro tra capitani. Qui Cus può restare avanti, 36 secondi rimasti sul cronometro del quarto, 18 su quello di tiro per il Cus con il pallone nelle mani di Madeddu, poi Striulli mette per terra il capitano del Cus. Palla adesso per Prosperi che segna un altro canestro importante per il Cus, quello del +9, adesso c'è anche il recupero e ultimi 10 secondi per prendersi un tiro, uno sguardo al cronometro da parte di Striulli, ancora Striulli, si vorrà prendere sicuramente il tiro sulla sirena, così no, si voleva conquistare 2 tiri liberi, non arriva però il fischio, suona solo la sirena per dire che è finito anche il secondo quarto, 35-26 il punteggio, avanti il Cus Cagliari su Nico Basket. 10 minuti di pausa, poi torniamo in diretta al Palacus. È iniziato il terzo quarto, amici di Diretta Sport, tra Cus Cagliari e Nico Basket. Si riparte dal 35-26 per la formazione di coach Sciascia, che qui deve difendere sull'azione offensiva di Nico Basket. Fa anche bene con il tiro sbagliato dalla squadra ospite, nel rimbalzo controllato invece dalle universitarie. Prosperi va a servire Eugenia Caldaro, spalle a canestro, prova a girarsi, a trovare l'angolo giusto del tabellone, sbaglia il tocco di Ljubenovic, favorisce Prosperi, poi c'è un contatto tra Prosperi e Frustacci, il fallo sanzionato contro Nico Basket, Cus Cagliari che resta lì. C'è da pulire però prima di riprendere il gioco il parquet del Palacus. Prosperi, palla in mano alla numero 17, Ljubenovic a ricevere dalla rimessa, Striulli prova ad uscire dai blocchi qui. Situazione abbastanza confusa, arriva il fischio lontano dalla palla per un fallo commesso da Striulli, commesso ai danni di Striulli, scusate. Quindi
rimessa che sarà ancora per il Cus con Caldaro. Eccola qui, Striulli che stavolta riesce ad uscire bene dai blocchi, e poi Prosperi, Ljubenovic, Zelnite con lei, prova l'assist per Caldaro, c'è l'anticipo, poi Prosperi a rimediare, Ljubenovic spazio per il tiro da 3 punti, riesce a entrare in aria, poi il pallone per Striulli, tiro difficile ma trova solo la rete Striulli, riporta il Cus sulla doppia cifra di vantaggio, più 11, poi qui Zelnite regala il pallone a Prosperi, già dall'altra parte il Cus che non sfrutta la transizione in superiorità numerica, poi qui addirittura Ljubenovic rischia la palla persa, adesso palla nelle mani di Striulli, servita a Caldaro dopo il pick and roll, c'è Zelnite con la numero 8, Caldaro però finisce per commettere infrazione di passi prima di scaricare il pallone su Niola. Palla persa dal Cus. Parte con Nerini, poi il pallone in angolo, tiro da 3 punti sbagliato, Ramos tocca solo al rimbalzo, non controlla Nico Basket, e allora Striulli, dall'altra parte il Cus con il suo capitano, chiama lo schema offensivo, Caldaro a ricevere, Prosperi, passaggio consegnato per la 17, Striulli, blocco, cerca di smarcarsi, Prosperi preferisce andare da sola, sbaglia l'appoggio al tabellone, allora dall'altra parte con Perini, Ramò, qui la scippata di Prosperi che ha colto completamente di sorpresa tutto l'attacco di Nico Basket, gran recupero, Striulli qui cerca contro Ramò lo spazio giusto per un tiro, Niola completamente persa, tiro da 3 punti lungo sul secondo ferro, e allora riparte qui Nico Basket. Può restare in zona offensiva con la rimessa. Palla adesso dentro per Nerini, persa qui completamente Perini. Allora torna sotto di 9 Nico Basket. Ancora Niola, il pallone per Ljubenovic, prova a mettere palla per terra, affrontare Zelnite, arriva al raddoppio di Botteghi che poi alza il pallone, lo controlla Frustaci, c'è però il fallo di Ljubenovic. Arriva anche un timeout con coach Sciascia che non prende benissimo evidentemente l'atteggiamento delle sue giocatrici. Qui strigliata allora dopo questo timeout. Si riparte con la rimessa in favore di Nico Basket, rimessa che verrà battuta da Frustaci, poi Nerini che riceve di palleggi, palla per Botteghi, poi il pallone per Nerini, c'è il blocco, palla per Zelnite, circola ancora il pallone sul perimetro, qui non c'è spazio per nessun tipo di penetrazione, si deve inventare il tiro Nerini, poi palla in angolo ancora per Nerini, serie di palleggi, può restare lì con gli ultimi 7 secondi dell'azione col cronometro ripristinato e 14. Sbaglia un altro tiro Nico Basket, la controlla senza problemi Prosperi che chiama lo schema, Ljubenovic, blocco di Caldaro, viene però servita, allora blocco per favorire Striulli, c'è il passaggio consegnato per il capitano del Cus, blocco allora di Ljubenovic, palla di ritorno a Ljubenovic che qui trova la conclusione letteralmente spuntata dal ferro. È successo lo stesso con il tiro da 3 punti di Botteghi nel primo tempo, succede adesso con il tiro da vicino invece di Ljubenovic, palla adesso in angolo per Nerini che cerca sempre la penetrazione, qui infrazione di doppio palleggio fin troppo evidente da parte del capitano di Nico Basket, con 6 minuti esatti rimasti sul cronometro.
Chiama lo schema Striulli, pallone per Niola. Ljubenovic a ricevere, aspetta il movimento di Prosperi. Qui Frustacci praticamente non lascia respiro, poi Ljubenovic. Il pallone adesso per Caldaro, salta a Botteghi, Caldaro forza il tiro, si guadagna però 2 tiri liberi molto importanti Eugenia Caldaro in questo momento della partita. 5:39 rimasti sul cronometro del terzo quarto, Cus avanti 37-28. Segna il primo tiro libero Eugenia Caldaro. Fa 2 su 2, riporta sul più 11 il Cus, ancora massimo vantaggio per la squadra di coach Sciascia. Frustacci, il pallone per Zelnite, poi c'è il tiro di Botteghi corto, anzi no, perché la palla rimbalza sul primo ferro e poi finisce in fondo alla retina. Meno 9 ancora per Nico Basket. Prova a ricucire il margine di svantaggio, qui c'è però Striulli, poi Niola, qui grande penetrazione, non riesce a trovare il canestro. Ljubenovic in qualche modo controlla il rimbalzo, poi la regala per il contropiede di Frustacci. Gran terzo tempo, sbaglia però poi qui il canestro che sembrava già fatto, poi forza il tiro corto e poi alla fine Prosperi a controllare il rimbalzo, servire in un modo anche complicato Striulli. Palla però nelle salde mani del capitano del Cus. Prosperi, Niola, c'è Striulli, mette palla per terra, Striulli alza la parabola, trova solo il ferro. Ljubenovic lotta al rimbalzo, finita a terra Botteghi, ma si gioca 10 secondi, 9 sul cronometro di tiro. Prosperi qui finta, Ljubenovic deve forzare il tiro, preferisce da 2, lo segna per il nuovo più 11 Cus. Nerini mette palla per terra, Botteghi, qui il pallone per la penetrazione di Perini, subisce fallo. Arriva un altro time out, volta decisamente più calmo coach Sciascia. 41-30 sul cronometro, sul punteggio, scusate, sul tabellone. 4 minuti e 4 secondi invece rimasti sul cronometro del terzo quarto. Ci prendiamo una piccola pausa anche noi. Si riparte con la rimessa in favore di Nico Basket. Giglio Cos a servire Ramò, prova a sfidare Ljubenovic, ancora Ramò che trova qui solo l'angolo del tabellone. Ljubenovic poi a controllare il rimbalzo, smistare per Niola. Prosperi, Ljubenovic, movimento di Striulli, palla leggermente alta, cenno di intesa comunque tra le due giocatrici, con il pallone che termina fuori. Riparte Nico Basket, sotto di 11, il pallone per Perini, stretta a fermare il palleggio. Zelnite va da Ramò, ancora Perini, mette palla per terra, finisce per perderla. Niola, e qui arriva anche il fallo. Il quarto dovrebbe essere per Nico Basket questo periodo. Fuori anche Perini, dentro al suo posto Frustacci. Fermiamo il quarto fallo commesso da Nico Basket con 3 minuti e 20 rimasti sul cronometro. Palla buona per Prosperi che qui forza il tiro ma segna e subisce il fallo. Andrei Nunetta per un tiro libero supplementare. Gran giocata di Prosperi, premiata
con il canestro, più fallo, più 13 adesso per il Cus. È un disperato bisogno di punti. Qui c'è da pulire però nuovamente il parquet del Palacus, qualche difficoltà evidentemente per le giocatrici. Andrà Prosperi alla lunetta per il tiro libero supplementare, segnato, più 14, massimo vantaggio Cus. Ancora un nuovo massimo vantaggio registrato, palla qui in angolo per Frustacci, passaggio schiacciato per terra per Zellnite, la riapertura per Botteghi, sbagliato però qui il tiro da Nico Basket. Strulli con saggezza porta il pallone a metà campo offensiva, qui Strulli, penetrazione, palla in angolo per Prosperi, arresta il palleggio al centro dell'area, sbaglia il tiro dall'altra parte Nico Basket con Botteghi, passaggio per Ramo in angolo, tiro da 3 punti sbagliato, colpisce più il sostegno del canestro che il ferro in sé. Qui Strulli poi raddoppiata, ma resta, c'era una possibilità di superiorità numerica che il Cus non sfrutta. Strulli che aveva di fatto rotto il raddoppio con quel passaggio. Ancora Strulli, mette palla per terra, serie di palleggi in attesa di trovare il varco giusto, palla fuori per un tiro forzatissimo da parte di Pugioni, sbagliato qui Ramò, gioco di prestigio per evitare la rubata di Strulli, poi palla nuovamente per Ramò, Botteghi mette palla per terra, c'è fallo sanzionato dagli arbitri. Palla per Ramò, qui a vuoto Madeddu, ancora Ramò, palla fuori per Frustacci, tiro da 3 punti, ancora sbagliato da Nico Basket. Poi Prosperi che controlla 1,50, ancora da giocare prima della fine del terzo quarto. Cus stabilmente avanti, ancora Strulli, serie di palleggi, poi il pallone che finisce tra le mani di Frustacci, che però aveva un piede fuori dal campo, e allora rimessa dal fondo per il Cus, che rimette in campo Sara Saias, la maglia numero 11, posto di Prosperi. Qui uscita dai blocchi, Strulli rischia l'infrazione, così è. Chiuse praticamente tutte le linee di passaggio, Strulli ha aspettato troppo col pallone in mano. Palla persa, abbastanza banale dal Cus questa situazione. Ramò, Frustacci, finta, prova ad andare al centro, sbatte su Ljubenovic, palla che resta però buona per Nico Basket con 10 secondi rimasti sul cronometro di tiro. Frustacci molto lontana dal canestro, mette palla per terra, prova a sistemarsi per un tiro da 3 punti senza ritmo dal palleggio, sbagliato. L'ultimo tocco di Nico Basket, messa per il Cus. Saias porta lei il pallone nella metà campo, qui c'è la pressione di Ramò, rischia Saias di perderla, poi riesce a servire Pugioni. Ljubenovic lontana da canestro, Saias smarcata qui per un tiro da 3 punti, arriva però il fallo commesso da Giglio Tosso sul blocco di Madeddu. Situazione di bonus, 2 tiri liberi per Madeddu. Un minuto e un secondo da giocare prima della fine del quarto. Sbaglia il primo libero Madeddu. Segna invece il secondo. Più 15, ancora un massimo vantaggio il Cus che si fa registrare. Qui Giglio Tos prova a rimettere in partita Nico Basket, tripla importante con 45 secondi da giocare. Saias
Riparte con la rimessa per Zayas. Palla per Ljubenovic. Striulli a ricevere il passaggio consegnato. Ancora Striulli, serie di finte, poi cerca l'assist per Ljubenovic, palla deviata, in qualche modo arriva Ljubenovic e poi finisce per commettere fallo. Numero 23 del CUS Cagliari. Di 7 secondi rimasti sul cronometro del terzo quarto. Ancora da pulire il parquet del Palacus. Ramo. Serie di finte, poi alla fine il pallone è messo per terra da Botteghi. Ancora Botteghi, palla dentro per Zelnite, arriva però il fischio, va contro Ljubenovic. Adesso esce proprio Ljubenovic per Caldaro, messo il terzo fallo nella sua partita Ljubenovic. Situazione invece di bonus per le due squadre. Solo 1 su 2 dalla lunetta, torna sul meno 11, poi c'è il tiro preso sulla sirena proprio allo scadere del terzo quarto a regalare un vantaggio più consistente al CUS Cagliari, un vantaggio sul 47-34, con la quale vi salutiamo soltanto per 2 minuti, il tempo di una pausa e poi si torna con gli ultimi 10 minuti della partita. Una quindicina di secondi ancora per iniziare poi il quarto, ultimi 10 minuti di gioco decisivi per l'esito di questa partita. Il CUS stabilmente avanti dal primo quarto, col canestro finale di Striulli sulla sirena del terzo ha trovato il più 13. Adesso proprio Striulli va a servire Zayas. Palla nelle mani di Madeddu, poi Puggioni prova a smarcarsi Caldaro, servita Zayas, mette palla per terra, subito raddoppio e cambio difensivo, alla fine ancora Puggioni, blocco di Caldaro, palla per Zayas, qui salta vuoto Botteghi, poi il tiro da 3 sbagliato e allora dall'altra parte Nico Basket con Botteghi che prova ad attaccare la linea di fondo, c'è Madeddu con lei, Botteghi si inventa una conclusione complicata, la sbaglia. Riparte con Striulli il CUS, palla per Madeddu, sbaglia, poi dall'altra parte Ramon, serie di finte. Palla buona per Frustacci che appoggia al vetro e segna i 2 punti del meno 11. Poi fallo di Ramon su Zayas. Zayas, Madeddu, palla buona per Zayas che riceve dentro l'aria, cerca spazio per un tiro ravvicinato, segna ancora Zayas, poi palla che carambola sul ferro, rimbalzo facile per Nico Basket, Striulli. Poi passaggio consegnato ancora per Striulli da parte di Madeddu.
Qui prova a recuperarla in qualche modo Madeddu, Striulli, serie di palleggi, ultimi 3 secondi, deve forzare il tiro Striulli, palla sul ferro, poi riparte Nico Basket, prova ad andare da sola Frustacci, trova l'angolo giusto del tabellone, riporta ancora sotto di 11 Nico Basket. Madeddu prova a giocare anche col cronometro, forse un po' presto, a 7:40 abbondanti dalla fine dell'incontro. Qui il Cus costruisce un ottimo tiro da 3 punti di Puggioni. Ramo, palla per Frustacci, prova ad attaccare la linea di fondo, qui commette fallo. Prosperi, Puggioni, Caldaro, palla per Striulli, serie di movimenti, poi alla fine servita a Prosperi, con lei c'è Ramon, sfida tra numero 17, ancora Prosperi e si inventa il canestro. Dall'altra parte, ancora palla fuori. Circola sul perimetro Giglio, Tos, si guadagna 2 tiri liberi. Segna il primo tiro libero Giglio Tos. Fa 2 su 2 dalla lunetta, riporta sul meno 14 Nico Basket. 6:54 ancora da giocare, dentro nuovamente Ljubenovic. Puggioni, Prosperi, palla per Striulli, mette palla per terra ancora Striulli, poi Ljubenovic, ancora Ljubenovic, passaggio consegnato per Puggioni, blocco poi di Ljubenovic, completamente lasciata sola, qui poi la difesa di Frustacci non permette a Ljubenovic di chiudere come avrebbe voluto, è rimasta anche indietro Ljubenovic, ne approfitta Nico Basket che però non sfrutta l'occasione in superiorità numerica. Eccola qui nuovamente Ljubenovic in difesa, poi Puggioni, c'è la deviazione con 10 secondi rimasti sul cronometro di tiro per Nico Basket che andrà alla rimessa. Palla per Perini, poi mette palla per terra Giglio Tos, Striulli la stoppa, ruba il pallone, possibilità di andare da Madeddu, Striulli non forza la giocata e poi Ljubenovic. Palleggio, palla per Puggioni, poi Ljubenovic stavolta non viene lasciata sola, allora prova a giocarsela, palla dentro per Ljubenovic, ma c'è anche il fallo, conquistata dalla numero 23. Arriva anche un time out con 5:54 da giocare prima della fine della partita. Cus Cagliari che controlla con i suoi 14 punti di vantaggio il punteggio qui al Palacus. Una vittoria che risulterebbe estremamente importante nella corsa a salvezza per la squadra di coach Sciascia. Terminato il time out si può ripartire con la rimessa per Striulli, poi la palla per Madeddu, completamente libera Puggioni che va da 3 punti, stavolta va corta. Non continua
con il tiro da 3 punti qui Pugioni, che ha messo dentro triple importanti ma neanche sbagliato diverse. Qui adesso il pallone che circola sul perimetro per Nico Basket, il pallone buono adesso per Nerini, mette palla per terra, poi ancora la palla in angolo per il tiro di Puccini, sbagliato, si prende il rimbalzo. Sofia Frustaci conquista 2 tiri liberi. Sbaglia il primo libero. Segna invece il secondo. Pugioni, palla per Madeddu, c'è solissima Prosperi, completamente ignorata, probabilmente non vista dalle compagne, dimenticata anche dalla difesa di Nico Basket. Qui Strulli sfrutta il blocco, palla fuori per il tiro da 3 punti, segnato da Pugioni. Ancora, adesso più 16, massimo vantaggio ancora per il Cus, che continua a prendere le distanze da Nico Basket. Qui Zelnite si avventa sul rimbalzo, Strulli commette fallo. Poi c'è un cambio con il ritorno in campo di Botteghi. Prima però c'è da sanzionare il fallo da parte di Strulli, il primo fallo della sua partita, il terzo del Cus nel periodo. Palla fuori, poi dentro Zelnite, qui palla vuota per Botteghi che appoggia al vetro, trova altri 2 punti. Strulli, pressione che si alza da parte di Nico Basket, ancora Strulli, cerca il pallone buono per Pugioni, poi Strulli, Ljubenovic, serie di finte di passaggio, ancora Ljubenovic, palla buona per Prosperi, attenzione a Ljubenovic che era partita, deve tirare qui Prosperi perché stanno scadendo i 24, non fanno in tempo a scadere, che ha già recuperato palla Nico Basket, prova a correre con un altro tiro in transizione sbagliato. Non è il primo da parte di Nico Basket in questa partita, che è un po' sprecato, lo dicono anche le percentuali decisamente basse in generale, sia da 3 punti che dal campo per la formazione allenata da coach Andreoli, che paga forse anche la fatica di dover inseguire il risultato per tutta la gara. 3,55 dalla fine. Rimessa per il Cus dopo il quarto fallo commesso da Nico Basket, qui fallo commesso anche dal Cus, pareggia a quota 4 dunque. Situazione falli nel quarto quarto, fallo l'ha commesso Madeddu, un blocco irregolare. Nerini, il pallone per un tiro da 3 forzato da Botteghi ma messo dentro. Prova a riaffacciarsi almeno alla singola cifra di svantaggio. Qui Nico Basket, persa nuovamente Prosperi, però non forza subito l'attacco al ferro. 10 secondi rimasti sul cronometro di tiro con Strulli che palleggia, aspetta forse lo scadere dei 24, prende la linea di fondo, palla in angolo per un tiro da 3 di Pugioni, palla sul ferro, altro tiro ben costruito qui dal Cus ma stavolta sbagliato. Frustaci in contropiede, sbaglia nuovamente l'appoggio e poi l'ultimo tocco dovrebbe essere stato di una giocatrice del Cus, almeno questo dicono gli arbitri, in particolare Roberto Fusari che era lì vicino alla linea di fondo. Rimessa proprio dal fondo campo per Nico Basket, che qui prova a costruire con 9 secondi sul cronometro qualcosa di buono. Palla buona per Botteghi che prova a girarsi, alza una parabola, un assist per il tiro sbagliato da Perini, anche lei aveva alzato la parabola. Poi palla nelle mani di Strulli, ultimi 3 minuti di gioco. Cus Cagliari che continua adesso ad attaccare, Prosperi che chiama il movimento delle compagne, Ljubenovic
Ultimi 5 secondi, Strulli deve inventarsi qualcosa, non c'è bisogno perché arriva il fallo. Che manda il lunetta a Strulli, situazione di bonus. Avevamo detto, 4 falli a testa per le due squadre prima di questo fischio. Adesso Strulli può andare in lunetta. Segnato il primo dei due tiri liberi. Segnato anche il secondo, totale fiducia da parte delle compagne che praticamente non sono andate a rimbalzo sul secondo libero, tutte già schierate nella propria metà campo. Qui forza un altro tiro da 3 punti Botteghi, stavolta non va come in precedenza. Partita che piano piano scivola via per Nicobasket. Ancora 2 minuti e 15 d'attesa per il Cus, che qui sbaglia con Ljubenovic il canestro. Poi palla fuori per Frustaci, ancora la numero 19 ad attaccare molto bene il ferro, ma a sbagliare ancora una conclusione. Poi Prosperi è rimasta a terra. Botteghi, c'è il recupero di Frustaci, l'ultima da rendersi di Nicobasket per intensità messa in campo. Zelnite qui, grande palla ancora per Perini, poi c'è il fallo in attacco su Ljubenovic a 1:45 dalla sirena finale. Altro time out. Qui non la prendono benissimo le giocatrici di Nicobasket, vola addirittura un cartellone pubblicitario vicino alla panchina ospite. In ogni caso punteggio di 59-46 a 1:45 dalla fine. Cus che deve provare a resistere fino all'ultimo alle ultime speranze di Nicobasket. Si ripartirà con la rimessa affidata a Giulia Prosperi. Qui serie di movimenti, qui pressione altissima ovviamente di Nicobasket, con le ultime speranze per riaprire la partita. Esce bene dalla pressione il Cus. Strulli prova a prendere tempo, guadagnare secondi, giocare col cronometro. Ancora Strulli. Ljubenovic larga per un tiro da 3 punti, preferisce entrare dentro l'area a cercare l'assist, schiacciato per terra per Madeddu, palla imprecisa, rimessa dal fondo per Nicobasket. Cus Cagliari che torna di corsa dietro la propria metà campo. Ultimo minuto e mezzo in corso al Palacus. Nerini fuori Botteghi, c'è un fallo commesso da Ljubenovic. Saranno 2 tiri liberi perché la situazione è di bonus, ed è anche il quinto fallo per Ljubenovic, che lascia la partita con 1 minuto e 18 d'anticipo. Al suo posto Eugenia Caldaro. Applausi comunque per Ljubenovic, che ha fatto una gran partita. Qui ha speso l'ultimo fallo rimasto a disposizione. Qui segna il tiro libero. Nerini sbaglia invece il secondo con Madeddu che si prende il rimbalzo. 12 punti a separare le due squadre, 1 minuto e 10 dalla fine. Strulli aspetta il movimento di Caldaro, blocco lo porta invece Madeddu, poi Strulli, c'è Prosperi che si è liberato dietro la linea da 3 punti, si va da Caldaro, finta di tiro, poi alla fine se lo deve prendere Caldaro, capisce tutto Zelnite che pensa un attimo, dopo la stoppata al lancio lungo riesce a aspettare Nerini, va da Botteghi, alza la parabola, Botteghi non trova neanche il ferro, sarebbe stato un gran canestro, ma qui ha sbagliato e non di poco Botteghi. Partita che ormai va verso la vittoria del Cus Cagliari. Ancora Prosperi, serie di palleggi, pressione ancora sulla numero 17 che prova a giocare col cronometro. Alla fine palla contesa fischiata dagli arbitri. Per il Cus sarebbe la 6ª vittoria in campionato. Vittoria importante contro una squadra come Nicobasket
che comunque lotta per avere un buon posizionamento ai playoff ed è reduce dalla vittoria per 88-53 contro il Selagius. Quindi squadra di tutto rispetto. Qui Botteghi forza ancora da 3 punti, sbaglia probabilmente un tiro, avrebbe dato l'ultima speranza. Qui già applausi per il CUS, la panchina del CUS, si complimentano i due avversari, finisce così la partita, il CUS non si prende neanche l'ultimo tiro, suona la sirena, finisce 59-47 per il CUS Cagliari la sfida contro Nico Basket. Io ringrazio Enrico Costa per le immagini, un saluto da Roberto Carta, buon proseguimento di serata.